Siamo con il vicepresidente di Ipogroup, Michele Canali. Michele, diverse iniziative sono state organizzate, oltre le corse ricordiamo il contest letterario, quindi ti chiedo di presentare questa iniziativa e poi ricordiamo che le Amazzoni scenderanno in pista a scopo benefico. Sì, è proprio così. Quest'anno abbiamo pensato di fare una cosa diversa, di unire tutte le Amazzoni che corrono, perché altre volte abbiamo coinvolto il pubblico, purtroppo il pubblico non c'è. Speriamo ci sia presto, e le abbiamo coinvolte facendo un piccolo concorso letterario che hanno su un argomento che è quello di Amazzone, che Amazzone sei, cioè nella vita e in pista, praticamente, in pista e nella vita. E devo dire che hanno scritto tutte e 10 dei bei testi selezionati da dei giornalisti che hanno apprezzato. Ci sono state delle riflessioni belle, anche toccanti, quindi direi che si sono divertite loro e abbiamo fatto una bella cosa noi, perché ci siamo adoperati per un bel progetto. Come hai detto tu, il tutto, queste 3 corse, 2 Amazzoni e quella Gentleman, sono dedicate agli Amici di Casa Insieme, che è questa associazione nuova per quest'anno, dove faremo la solidarietà del Gentleman for Life per aiutare i malati di demenza senile, quindi delle ore per conversare con loro, psicologhe, assistenti, che cercheranno di rendergli queste ore durissime un po' più leggere.